Sì, sì, è un broadcast. Sì, dovrebbe esserci. A regola sì, live Ah sì. sì, Buonasera a tutti amici, chi c'è? Da Napoliello 87 e da buonasera, Giampi. buonasera a tutti. Abbasso un po', ok. Sì, sì. Buonasera Valentina Dolce, buonasera Francesco Cirillo. Buonasera a tutti amici. Allora, aspettiamo un po' di gente che viene, che arriva e poi cominciamo, va bene Giampi? Così ti Sì, presenti ok, anche te, si aspetta un po' di gente. ok. Allora Valentina, cosa dici? Buonasera. Si aspetta un po'. Il Lecce che... Beh. Il Lecce è sempre 1-0, eh. Sì, Io ieri ho indovinato la schedina, eh. Mi senti, Giambi? sì, ti sento, ti sento. Ieri ho indovinato la schedina. 9 su Ah, 9. mizzica. Ma tutta Serie A? Sì, tutta la Serie A, 9 su 9. Ho giocato 4 euro, ho vinto 230 euro. Ah, buono. Ciao Guido Catania, Buono. scurnacchia, è Juventino lui, eh. Ah Sconnacchiato, sì? sconnacchiato ti ricambio io a te, Juventino. Allora, buonasera Freses. Ciao amico, scusa ancora per il commento che ho scritto. No, non ti preoccupare Freses. Comunque chi non è iscritto al canale di Giampi, passate al canale di Giampi e iscrivetevi al tifoso della Sampdoria. Capito? Chi c'è in live? Grazie. Di Grazie a chi niente. lo farà. Ma ti fanno una domanda subito, lo Juventino ti scrive ma sta Samp? Sta Samp. Allora, siamo a inizio campionato e siamo già chiamati all'ultima spiaggia domenica contro il Torino. Quindi siamo messi proprio male. Allora, siamo da 2 minuti, aspettiamo almeno 10 minuti e poi si comincia. Ora mi invii il link di Jumpy. Scusa, ma vai sul canale direttamente, Jumpy si chiama. Vai sul canale YouTube, basta che scrivi Jumpy e lo trovi. Eh, diciamo, come posso dire, lo stemma è tutto giallo con una G. Ok. O no, se non vado errato. È giallo, no? Giusto, giusto. È giusto, è giusto. Di Francesco non rende proprio. Di Francesco non rende proprio, dice Guido Catania. Vabbè, ma Guarda, tanti romanisti mi hanno detto, tanti romanisti di Francesco ci porterà in Serie B e loro sono contenti di esserselo tolto e quindi speriamo, vediamo. A me è dispiaciuto dare via Giampaolo, però secondo me ci vuole tempo, eh. Siamo alle prime partite, ci vuole anche tempo, eh. Magari può far lo bene. so. Secondo me un Comunque allenatore l'ultima va cosa, lasciato un po' di tempo, almeno 5-6 partite per vederlo, ma non 2 partite. sì, sì, sicuramente. Capito? Prima di giudicare ci vuole un po' di tempo, se no, capito? Non gli dà nemmeno il tempo di, come posso dire, di prendere il caffè la mattina, cioè, capito? È uguale, praticamente, no? E infatti, lo so, lo so. Allora, intanto Valentina Dolce sei iscritta al tuo canale. Grazie, grazie mille Valentina. Io adoro la maglia della Samp che è seriamente la più bella di tutte. Lo Juventino dice. No, è bella, il colore è tanta roba, bella accesa. Beh, lo dicono in tanti, effettivamente è bella. Anche quella del Napoli è bella, te lo dico da Juventino, anche quella azzurra è bella. Per me è la più bella del mondo, è normale. Oh. Vabbè, vabbè. Come a Giambi sarà la... Eh? Dimmi Giambi, volevi dire qualcosa? No, no, dico, è ovvio, cioè, sì, ognuno ha la propria maglia che tifa, è bella, però la Samp comunque è riconosciuta in tutto il mondo perché la maglia, comunque i colori sono belli. Ciao Rino Nair, ciao amico partenopeo, buonasera carissimo.
ti saluta anche a te. Lui è tifoso del Napoli e c'ha la moglie tifosa della Sampdoria. E lui è il mio amico. Ah, ok. Allora Infatti, sei nel canale giusto. infatti ha scritto buonasera Francesco, ciao Giampi, ciao a tutti, forza Napoli sempre e forza Samp. Dai, lo devo dire, France, ha detto. Perché sennò poi la moglie non gli fa mangiare la pasta, lo fa mangiare in bianco se non dice, forza, se non dice per la Samp pure, capito? Ah, sì. Guido Catania, no, quella del Napoli è rattoppata. E vabbè, sì, abbiamo troppi sponsor, però è bella. È vero che non si può vedere quello stemma rosso della Lete che rovina la maglia, Sì, Perché quello un po' sì, è vero. sì, senza quella toppa rossa sarebbe la maglia più bella al mondo, secondo me. Poi, allora, intanto siamo a 6 minuti, ancora un pochino. Che schifo la pasta in bianco. No, dipende. Con l'olio è buona, da sola si fa un pochino. Anche a me senza niente, sì. Un po' non è che non mi piace. Eh. Giambi, scrivi qualcosa così poi dal link ci si iscrive. Ah, vuole che scrivi qualcosa il mio amico partenopeo, così lui va sul tuo canale. Ma comunque Rino, vai. Allora, lo stemma del canale di Giampi è giallo con una G. Giallo con una G. Vai sul mio canale, sotto, copia il link e poi lo metti qui. Capito, Rino? Allora, no. Ma manco con l'olio. No, con l'olio è buona la pasta con l'olio. Ora però poi si parla di calcio, non di pasta, eh. Aspettiamo un po', poi si parla di. Cioè, ora ho mangiato, se no poi mi fai rivenire fame. Eh, Ah, ok, allora anche Rino passa dal tuo canale. Grazie mille, Pesto è Rino, la mia. grazie. Freses, amico spallino, amico delle spalle, passa anche te al canale di Giampi, mi raccomando. Passa col burro e formaggio. È buona, buona. Tanta roba. È tanta roba. Allora, dai, su. Un po' di gente. Per ora ci sta solo Rino e Freses. Valentina è andata. Guido è andato. O no? O ci sei sempre? Allora, forse sono già iscritto. Aspetta che ci guardo. Dai, iscriviti, Freses, se non sei iscritto. Guarda un attimo. Adesso dico di mettere il link, faccio mettere il link. Bravo. È meglio. Così. Ok, Elisa ha messo il mio link. A tutto gol. Ciao a tutto gol. Ciao amico. Ciao. Non l'ho messo? Non l'ho messo. Comunque ora Giampi, il tifoso della Sampdoria, vi lascerà il suo link. Mi raccomando, cliccate sul link e andate sul suo canale e vi iscrivete. Allora, ora si comincia a parlare della Serie A, della terza giornata che è passata. Parliamo delle partite di sabato e domenica. Ovviamente quella di Napoli-Sampdoria la lasciamo per ultimo. Ma prima di parlare delle partite, prima di parlare delle. Buonasera Malefic Marwin. Ciao, bel nome però, bel nome. Ma chi te l'ha dato sto nome? È proprio Malefic. Comunque, ciao Maullo, buonasera amico, buonasera. Allora, Buonasera. allora, ragazzi, su, siamo a 4. Deve venire qualcun altro in live. Riesci? Allora, intanto faccio presentare Giampi, che c'è un canale YouTube, tifoso della Sampdoria. Vai Giampi. Allora, io mi chiamo Giampi, ho un canale YouTube dove parlo principalmente di Samp, che è comunque la mia squadra, però parlo anche di calcio in generale, quindi tutte quindi parlo di Napoli, parlo di Juve e tutte le altre.
sono uno sportivo, non sono un tifoso che vede solo quello sportivo, tant'è vero che non ho, a differenza di altri che gemellaggi, non gemellaggi, odiano squadra, onestamente io no, io amo le partite e vivo lo sport. Niente ragazzi, chi non l'ha ancora fatto, vada nel canale e si iscrive. Allora, infatti Freses il Pollo dice iscritto e campanella, Giampi. Grazie mille. Rino Onair ti applaude, ti fa gli applausi. Grazie. Allora, intanto cominciamo, tanto poi pian piano arriverà qualcun altro. Intanto cominciamo, iniziamo. Allora, partiamo con le partite di sabato 14. Sì. Di questo sabato 14 passato. Allora, Fiorentina-Juventus. Come l'ha vista questa partita? Secondo te è stato giusto il pari? Come meritava qualcosa in più la Fiorentina o la Juventus? Gianni. Devo dire che è stata una brutta Juve, brutta proprio. Onestamente la Fiorentina prende il suo primo punto, poteva prenderne forse anche 3 per come ha giocato la Juve, e quindi Fiorentina che riesce a prendersi un punto. Montella a me è un allenatore che non piace. Sì, anche a me. Però in campionato Montella non mi piace, però diciamo che rispetto alle 2 precedenti almeno un punto è riuscito a prenderlo e ha contenuto comunque la Juve, quindi qualcosa in più ha fatto. La Juve da parte sua, cioè, ha giocato proprio male, quindi non so Sarri se riesce. Ti si sente poco, Giambi? C'è poca connessione. A far bene. Riesci a sentirmi? Ok. Vai. Ti si blocca un po', ti si blocca. Sì. Ora? Allora, intanto qui dicono iscritto Rino Nair, iscritto Malefic. Iscritto, capito? Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi pure al mio canale. Chi non è iscritto, ovviamente. Chi non avesse fatto, iscrivetevi al suo canale, giusto? Chi passa, Cioè, lascia l'iscrizione. allora, perché faccio iscrivere tutti da te, ma invece sì, è ovvio che prima l'ospite, io penso sempre prima all'ospite e poi anche a me, però pure a me venite qualcuno, se no. Allora, infatti dice messo like, Giampi, e si è scritto Rino, si è scritto Freses, si è scritto Malefic, si è scritta Valentina prima, insomma ha fatto un po' di iscrizioni. Intanto mi casca il cellulare, grazie. Allora, passiamo. Si è scritto. Allora, te hai parlato, vuoi dire qualche altra cosa sulla partita o non c'è più nulla da dire su Fiorentina? No, diciamo che in linea di Magnus è questa qui, cioè non è stata una bellissima partita, la Juve è stata brutta, quindi pareggio giusto, forse la Fiorentina meritava anche qualcosa di più. Comunque ho messo il link di Jump in descrizione anche io, eh. Chi si vuole iscrivere si iscriva al canale di Jump. Buonasera Elisa Taffarello, io mi sono iscritto al tuo Napoliel, grazie mille e sempre forza Napoli. Iscriviti anche a quello di Giampi comunque, passa anche al suo canale, che comunque è una maglia come la nostra. Dimmi. È qua Elisa. Ah, ma chi è? Elisa. Ah, scusami, Giampi, scusa. Allora, no. Non c'è niente più da dire sulla Fiorentina Juve? La partita? Passo. No, voglio sentire te adesso. Allora, io pure te. Cioè, la Fiorentina contro il Genoa non mi è piaciuta, dico la mia. Contro il Genoa non mi è piaciuta, si è svegliata troppo tardi. Invece contro di noi ha fatto una grande prestazione e questa contro la Juventus. Secondo me la Fiorentina ha fatto un'altra grande prestazione.
dove secondo me poteva anche meritare la vittoria, perché sarà anche perché non ha giocato la Juventus, perché se la Juventus giocava da squadra, cioè giocava da Juventus, diciamo la verità, la vinceva la partita. Però la Fiorentina mi è Sì, sembrata, cioè, come posso dire, così carica di prendere almeno un pareggio contro la Juventus, capito? È troppo poi è stata troppo sprecona. I difetti delle big, sì, medio big, perché la Fiorentina non la metto tra le big, tra le prime, una medio big, diciamo, i difetti sono quelli che sono poco cinici i propri attaccanti sotto porta, cioè non hanno lo stesso cinismo delle squadre più grandi, no? Secondo me. sì, Non per questo le big giusto. fanno anche più gol, ma comunque la Fiorentina se l'è giocata e ha meritato il pareggio, secondo me. Poi è vero, la Juventus non c'è stata, ha fatto poco o nulla. E alla fine è giusto il pareggio, ma può recriminare qualcosina in più la Fiorentina che la Juventus, perché la Fiorentina ha sbagliato qualche occasione per poterla vincere, anche se poi nel finale l'ha avuta anche la Juventus un'occasione netta, nel finale, dove Cristiano Ronaldo non ci è arrivato Sì, su un pallone lungo. Niente, questo è il mio parere. Ora passiamo a Napoli-Samp, si salta, si va all'ultimo. Vediamo prima che dicono in chat, ma comunque è facile, basta scrivere Giampi e lo si trova facile. Sì, infatti. Oggi ho iniziato le superiori. Voi che ne dite di Fiorentina-Juventus? Cosa ne pensate della partita di sabato? In chat? Meritavano un pareggio, cioè entrambe, o doveva vincere la Fiorentina la partita? Secondo me alla fine il pareggio ci può stare, come ha detto anche Giampi, sì, la Fiorentina non è che gli sia piaciuto come la Juventus, anzi ha detto la Juventus brutta, non ha giocato, e questo è vero, infatti il pareggio ci sta. Maullo dice sì, secondo lui il giusto è il pareggio, Rino secondo me meritava la Fiorentina, dice sì, infatti ci sta anche che meritava, se doveva meritare una delle due è di sicuro la sì. Fiorentina. Più che altro poteva approfittarne, visto che comunque la Juve non era la solita Juve. Doveva Sì, approfittarne. è quello che non è stata brava. È Eh. giusto, è giusto. La Juve la trovo abbastanza molla, dice Rino. Mm. Sì, 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 anche secondo me sta partita l'ha presa un po' troppa, sì, sotto gamba, non lo so, Sì. magari col pensiero alla Champions, perché c'è anche la Champions ora, capito? Può darsi anche quello, eh. Allora, saltiamo la partita di Fiorentina-Juventus e passiamo alla partita di Inter-Udinese. Allora, Inter-Udinese, cosa ne pensi della vittoria dell'Inter per 1-0? Allora, l'Inter lo sappiamo tutti che ha fatto una grande campagna acquisti e ha preso un grandissimo allenatore. Credo che è una squadra che piano piano sta crescendo molto. Già si vede ovviamente la mano di Conte, perché comunque anche nelle partite difficili dove non riesce a fare una goleada, comunque Conte riesce a portarsi la partita a casa. Però hanno fatto dei grandissimi acquisti, ma devo dire che questo Sensi mi sta veramente meravigliando ogni giornata di più. È stato veramente un grandissimo acquisto. La partita, devo dire che comunque l'Inter non ha vinto facile, però alla fine ha vinto. Alla fine comunque contano i 3 punti. E quindi la vedo come una seria candidata quest'anno. Ovviamente sicuramente per i primi 3 posti con Juve e Napoli, però comunque staremo a vedere quello che succederà. Per il momento è in crescita. Quindi, non so, dimmi tu. Allora, intanto leggiamo la chat e poi passo a me la parola. Allora, non sapevo che gli allenatori potevano essere ammoniti. Ma come non lo sai che gli allenatori possono essere ammoniti? A parte forse è una regola di quest'anno, no? Che può essere anche espulso e ammonito l'allenatore, mi sembra, Giampi, se non vado errato. Prima mi sembra l'allenatore Sì, sì, sì. poteva... L'allenatore prima poteva essere solo espulso Ammonito quando passava la linea. quest'anno. Sì.
Ogni tanto Ah, sparisce il video qua. ciao Christian04, buonasera anche a te. Ciao anche Giambi che già seguo. Ciao carissimo, ciao. Allora, Ciao. Freses dice Spalletti al Monaco. È beato lui. Freses è ufficiale. Freses ce l'abbiamo qui. Grande ragazzi. Ciao Matrix Football. Buonasera, iscriviti al canale di tutte e due subito. Allora, e poi ci segui, ovviamente. Posso Allora, dire solo una cosa? sì, dimmi. Matrix Football è Matteo che vedete nei miei video, mio figlio. Ah, è bella questa. Grande Matrix, grande. Ma l'ho visto anche con la maglia del Napoli, ma è tifoso del Napoli per caso, Jump? Lui è un collega, però lui tifa anche molto Napoli, sono molti di Napoli, quindi avendo lo zio e gli zii comunque che tifano Napoli, è una squadra che gli piace molto. Sì, E poi lui è infatti, collezionista di maglie, quindi... sì, infatti, gli piace la maglia, diciamo, che è molto simile il colore a quello della Sampdoria, ci vanno vicini. Allora, io invece di Inter Udinese, come l'ho vista io la partita, secondo me l'Inter cioè, Sì, 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 sì. l'ha vinta con un gol di Sensi, l'ha sbloccata con un gol di Sensi, perché secondo me quella partita andava sul pareggio, Giampi, secondo me pareggiavano, se non faceva quel grandissimo gol Sensi, con un capolavoro. Poi Sensi non ha deciso solo questa partita, ha deciso anche la partita scorsa, quella a Cagliari, grazie a un calcio di rigore che si è procurato, l'Inter ha vinto anche quella partita. E per questo, secondo me, alla fine io l'ho sottovalutato un po' come giocatore. Non pensavo che fosse forte a questo livello, no? Pensavo sì fosse un bravo giocatore, invece sta dimostrando di essere un giocatore forte. Ovviamente siamo all'inizio, cioè piedi a terra e bisogna vedere a lungo nel cammino del campionato come si dimostrerà il suo valore, capito? Però l'Inter di sicuro c'è per lo Ma certo. scudetto, quello è sicuro. Inter, Juve e Napoli sono le tre squadre che lotteranno, secondo me, ma penso per tutti, fino alla fine per lo scudetto. Anche se l'Inter con Conte, anche con l'allenatore che ha preso, un po' la temo io, devo essere sincero, da tifoso del Napoli, la temo l'Inter perché comunque ha preso tanti giocatori di livello, capito? Poi ha preso un allenatore di livello e comunque è normale che c'è un po' di timore, no? Verso l'Inter, penso di sì. Certo, certo. E niente. Allora, in live cosa dicono dell'Inter? Se aveva meritato oppure era giusto il pareggio dell'Udinese? Dice Rino Nair De Paul che è pollo. Infatti sì, è stato un buon pollo. L'ha condizionato anche lui, eh. Quello lo dobbiamo dire, con l'espulsione. Sì, Che ha certo. fatto... Non si sa ancora quanto... Ha messo la squadra in 10 per penso un secondo tempo, mi sembra 40-50 minuti, mi sembra, una cosa del genere. Sì. Non è facile, cioè, poi l'Udinese ha retto bene fino all'ultima, cioè, non cascava, cioè, non si faceva fare infilare il secondo gol, cioè, non è facile, non è facile. Mi saluti Stefano di Signora Maria. Ciao Cristian, ciao Stefano di Signora Maria, ciao Stefano di Signora Maria, ciao. Cristian, iscriviti al canale di Giampi e al mio canale, che vabbè, il mio canale lo trovi dove sto facendo la live, che sai, Napoliello 87, Giampi è un canale della Sampdoria, basta che vedi lo stemma, poi ho messo il link in descrizione, basta cliccarci e ti iscrivi. Ma come ha fatto a tirare quel pacchero a Candreva? Dice di... che ne so, se l'è visto lì e gliela dà. È dal nervoso, ci sta dal nervoso, se l'è visto prima, ma gli ha dato uno schiaffo. Ma, già è iscritto al tuo e anche a quello di Giambi, grande Cristian. Allora, dell'Inter e dell'Udinese abbiamo Certo. parlato, si va avanti. Allora, andiamo dalla cugina dei Doriani, quella che amano tanto, no? La ami tanto il Genoa, no?
No, ma io non Non ho... c'hai. C'è la rivalità sportiva, ma niente di più. Sì, infatti, penso come Napoli e Sampdoria c'è rivalità sportiva, mi sembra, no? Certo, certo, Però, certo. però per me, cioè, oltre quello, cioè, ci sono sfottò, ma io non sono uno che... Sì, Cioè, mi piace essere amico con tutti i tifosi, scherzare, parlare, no? È una cosa che dovrebbe essere così in tutto il mondo, invece purtroppo nel mondo lo sappiamo, c'è gente che cerca solo casini, non so come mai, invece uno deve sentire la passione per la propria squadra e vedere anche i meriti dell'altra squadra, quello che guardo io, no? Io guardo certo. questo. Se una squadra, anche se è la Juventus, se vince per dico il Barcellona e l'ha vinto meritatamente, io faccio un Certo, video dove dico mamma mia che certo, Juventus, certo. tanta roba, capito? È così deve essere. È una cosa così. Allora, Genoa-Atalanta, Sì. dimmi la tua. Allora, premetto che non ho visto ho visto praticamente solo i gol. Dai. Un pochino, un pochino ho goduto sul gol di Zapata, però Ma ci sta. è finita lì. No, vabbè, secondo me il Genoa si dimostra quest'anno di essere una squadra che comunque può fare un campionato tranquillo e chi lo sa, magari anche qualcosina di più. Al momento sembra questo. L'Atalanta, secondo me, si conferma una grande squadra con i nuovi acquisti che ha fatto, oltre a quelli che conosciamo, Zapata, Ilicic e il Papu Gomez, ha preso anche Muriel, che comunque anche lui è in grado di risolvere le partite ed è un gran giocatore. Infatti comunque alla fine l'hanno risolto loro due, vabbè, anche se Muriel ha segnato il suo rigore, però Zapata con un gran colpo comunque è riuscito a portare la partita a casa. È stata una partita combattuta, alla fine la differenza secondo me l'hanno fatta i valori in campo, che in questo momento l'Atalanta è superiore, i valori in campo negli uomini e non nel gioco, perché comunque il Genoa ha dimostrato. Condivido perché è vero tutto quello che hai detto. Praticamente la differenza l'hanno fatta i valori dei giocatori dell'Atalanta rispetto a quelli del Genoa, che cioè, l'Atalanta c'ha dei giocatori di più spessore, di più qualità rispetto a quelli del Genoa. Tralasciando Shone, che Shone è uno dei più, cioè dei giocatori più importanti che abbia il Genoa, diciamo lui, diciamo, lo puoi mettere fra i giocatori dell'Atalanta a valore, no? Come valore. Però sì, poi ha anche altri giocatori bravi, forti, però l'Atalanta, diciamolo, sul complesso e anche sul gioco, soprattutto sul gioco. L'Atalanta è superiore al Genoa. E secondo me alla fine la riesce a vincere questa partita anche per un grande Zapata. Un Zapata che non solo alla Sampdoria ha fatto benissimo, ma lo sta dimostrando anche all'Atalanta. Un peccato averlo dato via il Napoli, me lo sto rimpiangendo perché comunque secondo me se avrebbe giocato di più al Napoli sarebbe scoppiato come è successo nell'altro. È quello che è il mio pensiero. È un rimpianto, è un rimpianto. Allora, intanto ci salutano in chat Emir Le Probable, ciao Emir, Felix Nerazzurro, ciao Felix. Intanto iscrivetevi al canale di Giampi è un canale della Sampdoria, c'è il link in descrizione, cliccateci ed iscrivetevi. Fatemi sapere di Genoa-Atalanta cosa ne pensate. Allora, Rino Nair dice Gasperini è riuscito a mettere su una bella squadra dove c'è tanto affiatamento. Cosa dici, Giambite? Sì. È vero, è vero. Cioè, ha messo su una grande squadra. Gasperini più che altro secondo me è riuscito a dargli un bel gioco anche a questa Atalanta, perché veramente ha visto come gioca l'Atalanta. Cioè, secondo me l'anno scorso, ora quest'anno è appena cominciato, ma l'anno scorso ha fatto il miglior gioco in Serie A, secondo me l'Atalanta.
tralasciando anche il Napoli. L'Atalanta è stata la migliore in Serie A. Te, Giambi, che dici di questo? Vero. Beh. È stato lo scorso Allora, qui l'Atalanta, che quindi, dice... cioè, Ti sento poco, Giambi, ti sento poco. è colosissimo. Mi riesci a sentire e ascoltare? C'è poca connessione, si vede. Dimmi. Allora, azzo il toro dice Rino Nair. Ah, te mi senti bene? Io ti riesco a sentire a scatti, poco. Rino Nair dice azzo il toro perde. Sì, questo... lo so, perde 1-0. Fine primo tempo 1-0 per il Lecce. Forse è stato annullato adesso il gol a Belotti. Ha fatto gol il Lecce? Forse. No, il Torino ha fatto gol. Oh. Sì, Belotti, però c'è un check. Ah, non si sa se è regolare. Allora, ora... Niente. Gliel'hanno dato? Annullato. Annullato? Annullato il gol. Ah, gli hanno annullato. Allora, abbiamo parlato di quest'altra partita, passiamo a Brescia-Bologna. Un'altra partita con tantissimi gol, 7 gol. 4-3 del Bologna a Brescia. Cosa ne dici te, Giambi, di questa partita? Faccio solo una piccola... La cosa più bella di questa partita è stato alla sera i tifosi del Bologna che andavano a inneggiare Mihajlovic sotto all'ospedale e lui si è affacciato, e questa è stata una cosa bellissima, veramente emozionante e toccante, veramente. Comunque, detto questo, il Bologna si sta dimostrando veramente una squadra che ha un allenatore che mi piace tantissimo, ovviamente, che è Mihajlovic, una squadra di carattere, come il suo allenatore, perché comunque se perdi 3-0 e poi sei capace di rimontare una partita così, o sei una squadra che ha veramente carattere ed è consapevole dei propri mezzi, se no non ce la fai. Il Bologna, nonostante non aveva di fronte a sé comunque il Brescia, non è una brutta, è arrivata in Serie A. Sì. 3-0. Ribaltare una partita del genere non è per niente facile, non è da tutti. Quindi alla fine forse è stata spettacolare, magari il pareggio poteva essere più giusto per quello che ha fatto vedere il Brescia nel primo tempo, però alla fine contano i gol e quindi ha vinto il Bologna. Sì, sono d'accordo. Ora passiamo in chat e poi do la mia parola. Allora, Rino dice, sì, qui questo intendevo dire, non so di cosa sta parlando, penso del Torino, Bologna mostruoso. Sì, perché da un 0-2, no, da un 0-3 a un 4-3 mi sembra. Sì. Una super rimonta del Bologna, cioè veramente, perché poi da quando c'è stata l'espulsione al Brescia il Bologna ha rimontato la partita praticamente, quando c'è stata l'espulsione. Comunque sì, è stato bellissimo anche per me il gesto che hanno fatto nei confronti di Mihajlovic, che secondo me anche i ragazzi sanno di dover dare qualcosa per il proprio mister, stanno dando il tutto secondo me, no? Anche nelle prime uscite, nelle prime partite. È un Bologna che in 3 partite ha 7 punti, non sono mica pochi, 2 vittorie e un pareggio. No, è lì secondo attualmente. E penso che lo sta meritando per il gioco che sta mettendo in campo. Magari come dice però l'amico Giampi, il pareggio
sarebbe stato anche giusto, perché comunque il Brescia il primo tempo l'ha giocato benissimo, anzi ha avuto il pallino del gioco fino a quando poi non c'è stata l'espulsione, è venuta fuori il Bologna facendo una grandissima rimonta, però alla fine un tempo a testa penso sarebbe stato giusto il pari, ma il Bologna ha avuto la reazione da una grande squadra, cioè da grande, no? La reazione è stata da grande, anche se non è una grande. Vincere 3-2, vincere 4-3 così in rimonta non è per niente facile, cioè, No, e c'è riuscita, c'è riuscita. Ma Mialovic non è stato alla guida anche della Sambo, o sbaglio? Dice Rino. sì, e Sì, come sì, lo rimpiango. è quello sì, perché è un grande allenatore Mialovic. È un allenatore come, diciamo, Conte di carisma, sono allenatori che ti danno carisma, Sì, ti danno la carica. Ci sì, sono sì. allenatori come Ancelotti, sai, che hanno esperienza, però io ti dico la mia, Giampi, nonostante amo Ancelotti per i trofei che ha vinto, ma io ho sempre desiderato gli allenatori con il carisma, tipo Sarri, Conte, Mialovic, a me piacciono quelli con la grinta, no? Sì, E, sì, e, sì. e Mialovic è uno di questi, eh. È uno, hai visto che si arrabbia se non vinci, ti martella, è uno così. E a me mi piacciono, cioè ci vado matto per gli allenatori di quel genere, no? Anche Mazzarri è uno di questo, penso. È un po' incavolato quando non vince, è un po' così. Sarri me lo sto rimpiangendo io, però va bene anche Ancelotti, non è che mi fa schifo, anzi, però io ci tenevo a Sarri al Napoli. Mi dispiace che poi è andato a finire alla Juventus. Questo. Allora, poi passo al Milan. Sì, sì, sì. Gaetano Milano, Forza Napoli a mo. Sempre Forza Napoli, Gaetano, sempre. Cuore azzurri. Ciao Gaetano Milano. Gaetano, iscriviti al canale mio Napulello 87 e al canale Amico di Giampi. Vai al canale Amico di Giampi della Sampdoria, trovi il link in descrizione. Buonasera Erdipa, buonasera amico mio, iscrivetevi al canale di Giampi, chi non si è iscritto, con il link in descrizione. Passiamo alla partita. Aspetta, che dice Rino Nair? Sarri lasciamolo perdere. Vabbè, infatti, se no ci stiamo solo male ancora. Già l'abbiamo chiusa quella parentesi, è meglio. Tranne quello di Giampi. No, iscriviti pure a quello di Giampi, dai. Vai pure a quello di Giampi, è un mio amico, è un nostro, capito? Vai, 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 iscriviti. Lo fai per me, lo fai per me. Allora, passiamo alla partita Parma-Cagliari, 1-3 del Cagliari a Parma. Cosa ne dici, Giampi, di questo risultato del Cagliari dopo due brutte sconfitte del Cagliari? Dopo due brutte sconfitte, finalmente il Cagliari ottiene la sua vittoria in un campo non facile, perché il Parma comunque gioca bene, soprattutto in casa. Il Cagliari che è figlio del suo mercato, che comunque è stato tra i migliori che c'è stato, quindi bene, bene Maran sicuramente. Maran è anche un allenatore che secondo me può fare bene. Comunque la squadra ce l'ha. Ha anche dei giovani interessanti il Cagliari, quindi secondo me ha meritato la vittoria, ha giocato bene e bisognerà vedere come ora prosegue il suo campionato. Comunque dopo due brutte sconfitte, finalmente una vittoria che porta 3 punti meritatamente. Eh sì, eh sì, anche secondo me il Cagliari si è andato a prendere questa vittoria dopo avendo partita male, dopo essendo partita male, dopo due passi falsi, specialmente la prima partita con il Brescia, perché poi con l'Inter, vabbè, ci può anche stare di perdere, cioè con una big del genere che lotta per lo scudetto, ci può anche stare, però con il Brescia non me l'aspettavo, ti dico la verità. Però in questa partita ha dato, cioè, ha fatto la reazione delle due partite che non ha fatto punti, ha voluto vincerla a tutti i costi e ci è riuscita alla fine, anche giocando bene, anche se il Parma ha avuto le sue occasioni per poterla pareggiare, sta partita, cioè per non perderla. Però
il Cagliari si è dimostrata superiore in quella partita, diciamo, secondo me. È riuscito a farne 3 gol, cioè nemmeno il Parma nemmeno è riuscito a stare in partita, cioè, capito? È quello che è rispettivo, diciamo, a Brescia e Bologna, che magari il Brescia ha tenuto un po' a testa al Bologna, no? Il Parma si è un po' perso dopo, capito? E secondo me alla fine il Cagliari sì, con gli acquisti di Simeone anche in avanti, perché mancava un attaccante come Simeone, secondo me il solo Pavoletti, Joao Pedro dietro la punta, Cerri che non mi piace, a me Simeone è il giusto colpo secondo me che ha fatto il Cagliari, ha fatto un grande colpo perché ora c'ha due alternative, c'ha Pavoletti e Simeone, capito? Due punti buoni, cioè, mm. Niente, questo è il mio pensiero. Loro dicono in chat: a me Simeone piace, mi fa strano che la Fiorentina se lo sia tolto. Giocava poco alla Fiorentina, alle ultime partite l'ha fatto giocare poco, non trovava spazio, Sì. e allora gli hanno dato poco fiducia e alla fine è lui penso che ha chiesto la cessione, capito? Perché se non gioca è normale, si rovina se non gioca. E Rog mi spiace che il Napoli lo abbia dato via. Allora ti dico la mia su Rog, Rino. Rog, puoi dire anche che ti dispiace, ma io ti dico la verità. Rog sì, era un buon giocatore, però troppo falloso secondo me. C'è un giocatore che va troppo con euforia sull'altro giocatore per andare a recuperare palle, e faceva troppi falli e poi non era determinante in fase offensiva, non ti faceva i gol, capito? Cioè, per quanto poteva essere bravino, te c'hai Allan, cioè non giocava mai Rogue, cioè lui gioca come Allan a recuperare i palloni, cioè con Allan che c'hai, poi c'è Fabio Aruzzi, c'è Zelischi, anche lui voleva penso un po' più di spazio e ha chiesto la cessione, capito? Quello. Vabbè. E alla fine Elmas non è male, dai. No, è buono. Ora parliamo di quell'altro, il Cagliari l'abbiamo... ho perso questa... Ecco qui. Spal Lazio, parliamo della Spal che rimonta la Lazio per 2-1. Allora, dimmi la tua, Giambi, su Spal Lazio. Allora, la Lazio, io vedendola giocare con noi la prima di campionato mi ha impressionato tantissimo, è una grande squadra. Però la Lazio è una grande squadra quando, vabbè, ha un Immobile che è in giornata buona, ma soprattutto quando ha un Milinkovic-Savic che quando è in giornata è incontenibile, veramente considerato, io lo considero un top player, come si dice, quindi Un top player, sì. fuori dalla norma. Eh, 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 la Lazio mi dà sempre l'idea di squadra che può essere veramente fra le prime, poi però per qualcosa nell'arco dell'anno, tipo in questa partita che comunque vinceva per 1-0 e poi è stata per 2. È una squadra che può fare bene in questo campionato, ha fatto comunque una buona partita e è riuscito anche a portarla a casa i 3 punti, quindi anche la Spal è una squadra combattiva, mi piace molto per questo. Diciamo che secondo me la Spal si perde un po', no, la Lazio si perde un po'. Diciamo è una squadra che sembra aver continuità e quando sembra proprio di aver continuità, la stecca. Cioè, è questa la Lazio, cioè è una squadra che magari ti fa grandissime partite, per esempio come ha fatto con la Sampdoria, come ha fatto quell'altra partita nel derby con la Roma, e poi prende la Spal e si è persa, cioè, e perde una partita quando magari ce l'aveva in mano, ti aspettavi che la vinceva, invece la perde, cioè quando meno te l'aspetti la va a perdere, cioè in quella maniera, cioè, ci rimani perché non te l'aspetti, no? È quella, secondo me la Lazio, cioè, sembra di aver continuità, ma non è una squadra molto continua, può avere, diciamo, una fase di 2-3 partite, 3 vittorie di fila, ma alla quarta poi te la stecca, quella è la Lazio, cioè non ha una continuità con una base come
Inter, Juventus e Napoli che magari ti fanno 6 vittorie di fila 7, 8. Purtroppo la Lazio non è ancora a quei livelli, è un'ottima squadra, è una squadra forte, perché è forte la Lazio, specialmente Milinkovic-Savic, che è di troppo secondo me per la Lazio, cioè, è un giocatore Milinkovic-Savic che giocherebbe bene all'Inter, alla Juventus o al Napoli, cioè per fargli vincere il campionato. Se Milinkovic-Savic fosse a una di queste tre, secondo me gli darebbe quella spinta per vincere il campionato, però nella Lazio sì, nella Lazio sì, gli può dare l'opportunità di andare in Champions League, però secondo me vedo Roma e Milan cioè no Milan, il Milan no, cioè, la Roma la vedo superiore alla Lazio, secondo me la Roma è superiore. Niente, questo era il mio pensiero. Loro in live dicono unico difetto, strafazza, nuovi Messi. E della Spalla non ho parlato, che la Spalla comunque ha fatto una grande prestazione, Petagna un grandissimo gol, ma soprattutto Kurtic è l'uomo che io mi aspettavo. Infatti ho detto a Giampi, ho detto a mio amico laziale, attenzione a Kurtic, gliel'ho gufato, ho detto attenzione a Kurtic, mi ha mandato il messaggio, ha fatto ma non si può, me l'hai gufata, ma perché? Ma perché lo so che comunque è un giocatore, sì, non è da big squad, non è da una squadra big, ma di media, no? È da squadre media, da media classifica. Però è un buon giocatore, per la Spal è un ottimo giocatore. E infatti ha segnato proprio lui. Ha segnato proprio lui. E la Spal alla fine si porta, cioè secondo me non meritava del tutto la vittoria perché la Lazio ha giocato, ci poteva stare più un pareggio, però la Spal ci ha creduto e si è preso questa vittoria. Questa. Non ha giocato palle a Lazzari, un giovane brasiliano. Igor è fortissimo. Igor. È forte, Chi è? è vero. Chi è Igor? Scusa, perché non... Lazzari è da... Igor è il terzino della Spal. Sì, è della Spal. Sì, quello che ha preso il posto di Lazzari, diciamo. Sì, sì, però aspettiamo a dire che è fortissimo, siamo nelle prime partite. Bisogna vedere a lungo... È ovvio. Cioè io... Sì, c'ha le premesse buone, quello sì, perché se vedi che nelle partite o è una partita con la Lazio, che comunque è una squadra superiore alla Spal, fa vedere buone cose, c'ha le premesse buone di sicuro. Però prima di elogiarlo tantissimo, io aspetterei un po'. Sì. Allora, passando dalla Spal, passiamo a... Il telefono si è bloccato, buonasera. Se è andato a letto già il telefono. Allora, Roma-Sassuolo 4-2 per la Roma. Una bella partita questa. Bella partita, l'ho vista. La Roma è una grande squadra. Non riuscirà quanto riuscirà a fare comunque la Juve o il Napoli quest'anno, però è una grande squadra. Dzeko rimane un grandissimo attaccante, per fortuna loro è rimasto, perché rimane tra gli attaccanti più forti che comunque abbiamo nel nostro campionato. Sì. Garcia sta trovando piano piano il gioco anche nella Roma, quindi la Roma, oltre comunque avere gli uomini perché ce li ha, sta trovando, sembra, piano piano il gioco. Ieri ha praticamente distrutto il Sassuolo già nella prima mezz'ora, era 4-0. Però la Roma ha un difetto che ha anche dimostrato ieri, sì, che è capace di rimettere in discussione anche le partite che in teoria ha acquisito. Quindi la Roma pecca in quello, al momento sembra che pecca in quello, quindi il centrocampo non è proprio così solido come sempre, quindi la difesa va in sofferenza. Subisce, e ieri il Sassuolo, che comunque davanti ha gli uomini per far male, è riuscito a farli male. Se la partita, secondo me, fosse durata ancora un 10 minuti, il Sassuolo arrivava al pareggio. Per fortuna loro dura 90 minuti, quindi la Roma ha vinto, però con dei dubbi.
Sono d'accordo. In chat intanto nessuno rimpiazzerà Manuel Lazzari. Non è detto, non è detto. Può darsi che questo Igor magari lo rimpiazza benissimo. Io ho detto solo che devi stare con i piedi a terra perché comunque ha fatto una grande prestazione contro la Lazio, ma dobbiamo vederlo. Poi può darsi che Igor lo rimpiazzerà benissimo Lazzari. Non è detto che non possa essere il nuovo Lazzari. Ciao King, ciao amico genuano. King, iscriviti Ciao al canale King. di Jumpy. King è già iscritto da me. Ah, Iscriviti al tuo canale, King. no, già è Un iscritto anche al genuano. mio. Fratello genuano, siamo gemellati. Anche se, Sì. se ora si è rotto un po' sto gemellaggio, ma per me è sempre gemellaggio, per me. Poi. Perché io i tifosi del Genoa li amo, che ci devo fare? Ho mangiato dei cappelletti, erano la fine del mondo. Buono, eh? Pareggio non esageriamo. Pareggio quale? Di cosa? Forse su Roma Sassuolo, se la partita fosse durata No. ancora 10 minuti. Ognuno poi ha la sua opinione, capito? Ognuno ha la sua opinione, lui la pensa così, te la pensi diversa, però ognuno ha la sua, capito? Tu Infatti, hai segnato. Ciampi pensa che poteva essere così. Eh. Poi se te la pensi diversa, Erdipa è normale, cioè, anche se ruzzava. Allora, Gaetano Milano, bro, hai visto però lo stop di Lozano? Sì, lo so, poi ne parliamo di Napoli-Samp, ce l'abbiamo rimasto come frutta. Ora siamo al secondo come frutta, come frutta. Allora, io la partita Roma-Sassuolo ho visto nettamente superiore alla Roma come partita. Però la Roma cosa c'ha? Il difetto della Roma da sempre, da 3 anni a questa fino ad oggi è la difesa. La difesa della Roma scandalosa, non si può vedere. Può cambiare, sta cambiando giocatori in giocatori. È andato via Manolas, con Manolas e Juan Jesus, poi c'era Fazio, prendeva gol. Prendevano tanti gol. Ora è andato via Manolas, ha preso Mancini. Ora ha preso anche Smalling che si è rotto, vabbè, ora ritornerà. E anche con questi due, con Mancini e Fazio, ugualmente prende gol. C'è un difetto, pure come dice Giambi, il filtro dal centrocampo, perché magari il centrocampo non fa i mediani davanti alla difesa, non capito? Non danno quella copertura giusta, non danno quella copertura giusta e allora fanno filtrare troppi palloni che poi mettono in difficoltà la difesa della Roma e la Roma subisce i gol, è così. Berardi ha fatto poi dei grandissimi gol, quello su punizione capolavoro di Berardi, è un capolavoro. Berardi che è anche capocannoniere, cioè voglio elogiare pure questo per Berardi perché e io ce l'avevo pure ce l'ho anche al Fantacalcio in panchina, guarda, ma perché? Perché ho messo Mertens e Belotti, Mertens e Belotti, doppietta di Mertens e Belotti mi ha fatto. Vabbè, non si può mettere tutto, sennò qui. Comunque, sì, secondo me ha meritato la Roma, però ha da rivedere qualcosa in difesa, perché nel secondo tempo sono entrati troppo rilassati, pensavano di già avere stravinto, quando invece poi la Sampdoria ha fatto 2 gol in 15 minuti, forse 10, non lo so, una cosa del genere, Mm. subito. Poi vabbè, la partita era finita, mancava poco e la Roma l'ha portata a casa. Poi poteva essere come dice Gianni, se c'erano altri 20 minuti, mezz'ora, chissà, il Sassuolo andava a pareggiarla pure quella partita. Capito? Non è detto che la pareggiava perché la Roma ha meritato, però non si sa mai nel calcio. Capito? Infatti. Allora, la chat dice, Napoli, per favore, gli dici a Giambi che lo saluta Tamara. Ciao Tamara. Giorgi, uè, Giorgi, buonasera. Ciao Giorgi, bella fra. Benvenuto in chat. Iscriviti anche al canale del mio amico Giambi, Giorgi, per piacere. Allora, mi mangio un ghiacciolino. Si mangia il ghiacciolo a quest'ora, alle 10:30. E non ti si ghiaccia tutto il mangia dentro, poi. Poi non digerisci, non lo so. Ma vabbè, contento te che ti mangi il ghiacciolo. Il Lecce vince a Torino 2-1. Sì, ho Mamma visto. mia. Mamma mia. Eh,
Allora, parlato di questo, in chat non ci dicono niente di che parte di Roma Sassuolo, non ci dicono niente? No. Sei a Napoli Centro, Giorgi? No, 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 Giorgi, non sono a Napoli, sono in Toscana io, vivo in Toscana da 15 anni. A Pisa vivo, a Pisa, che è anche una bella città, città piccina ma bella, molto bella Pisa. Molto tenuta bene. Sì, Lecce sì, vince a sorpresa a Torino, ma guarda che io cioè, qualche presentimento ce l'avevo, anche se poi, diciamo, nelle 10 partite che ho giocato avevo giocato 9, meno male Torino-Lecce non l'ho giocata, perché volevo giocare under 3,5. Manca ancora un gol per perderla, però ci so. Se non fanno gol prendevo anche quest'altro. Se non fanno, perché giocavo under 3,5. Allora, abbiamo finito sta partita del coso, chi era della Roma. Passiamo. Buonanotte al telefono, ciao, mi hai lasciato? Veramente non siamo insieme, mi tieni compagnia, però il cellulare, sto parlando col cellulare. Allora, parliamo della partita clamorosa, perché secondo me è stato un risultato clamoroso questo, tra Hellas Verona e Milan, ieri sera. Dimmi la tua, Gianni, su Allora, questa partita. allora, l'ho vista e devo dire il Milan ha mille difficoltà, mille, se non di più. Il Verona arriva dalla Serie B, diciamo che ha fatto il suo, comunque ha giocato, soprattutto era in 10 per l'espulsione del polacco, come si chiama? Stepinski. Quindi, Sì. nonostante era in 10, comunque è riuscito a mettere a nudo le difficoltà del Milan. Quindi, comunque, alla fine, secondo me, non è meritata questa vittoria del Milan. Il Verona ha giocato, ha avuto tante occasioni, ne ha avute anche più del Milan, secondo me. Quindi meritava perlomeno il pareggio. Poi vabbè, c'è stato questo calcio di rigore che il Milan ha portato la partita a casa, però il Milan ha tantissime difficoltà, ma la colpa non è dell'allenatore, secondo me, che comunque gli hanno dato una squadra comunque con gente interessante, ma sono tanti giovani, non sono giocatori già formati, comunque dei campioni come Sì. li ha la Juve, il Napoli e l'Inter. Quindi il Milan, quest'anno, secondo me, è ancora un ulteriore anno di transizione, perché comunque, ripeto, non ha gente che può fare la differenza. Quindi avrà mille difficoltà in questo campionato. Condivido quello che ha detto Giampi. Prima di dire la mia, vado in chat. Allora, dice Freses il Pollo, io spero che non vinca solo per la lotta salvezza. Di cosa parli, Freses? Di che squadra parli? Penso del Lecce o della Spalla, se fai riferimento alla lotta salvezza. Dimmi se sbaglio, fammelo sapere. Giorgi, la Lazio mi ha fatto perdere l'ambolletta. Mi dispiace amico, dovevi seguire i miei pronostici. Io ho detto che poteva anche vincere, però alla fine sono andato sul gol. Ho detto io mi vado a giocare un gol. E alla fine ha fatto gol la Spalla, perché me la sentivo così, perché ho detto guarda, tanto di sicuro, perché io faccio un po' così, Gianni, dico guarda, tanto di sicuro tutti giocheranno la vittoria alla Lazio. Allora io voglio giocare gol. E alla fine ho avuto ragione. Alla fine va bene. Gaetano Milano, ma tifi Napoli, Giorgi, perché sei napolitano? Ah, stai parlando con Giorgi, allora questo, ma con Giorgi o Giampi? Giorgi, ah, con Giorgi, vabbè. Freses il Polo dice Lecce, il Lecce spero che non vinca solo per la lotta salvezza, dice lui. Io ti dico la mia, il Lecce mi è simpatica come squadra, poi non lo so a Giampi, non lo so a Giampi. Sì, anche a me, onestamente sì. Lecce Ciao amici di Lecce, mi farebbe piacere che si salva il Lecce, però devo dire la verità, la vedo dura perché vedo rose superiori a quella del Lecce.
quello è il mio pensiero. Attualmente vedo delle rose superiori a quelle del Lecce. Ma sai parlare napoletano, Napoli? Sì, saccio parlare napoletano, però siccome siamo all'Ape, sto con Giambi, se mi metto a parlare napoletano, nessuno mi Ah, segue, nessuno mi ci capisce, eh? io ti capisco. O saccio parlo un napoletano, non ti preoccupare, fra, lo so parlare, però, capite, sono in live, la gente deve seguirci per bene, cioè, è un conto siamo noi 3-4, però se entra qualcuno e mi sente parlare così, dice, ma che sta dicendo, capite? È sempre brutto, no? Sempre brutto. Vero, vero. Allora, abbiamo parlato anche di questa. Allora ci resta il Napoli. Però prima di andare al Napoli, volevo, perché io la partita non la sto vedendo del Torino a Lecce, volevo parlare un po' di questa partita finora. Giambi, Lecce come sta giocando a Torino? A parte il Allora, risultato che vince. per quello che sto vedendo, allora, è stata comunque una bella partita perché il Torino è nettamente più forte, però Lecce ha fatto veramente una grande partita, si è resa molto, molto pericolosa. Devo dire che ho visto delle conclusioni in porta che se non era per Sirigu poteva essere anche peggio per il Toro, quindi onore e merito a Lecce che al momento sta vincendo. Volendo è un po' una sorpresa perché comunque il Torino si sta dimostrando una gran bella squadra che io reputo dopo le big del nostro campionato ci metto dietro il Torino. Dopo le big del nostro campionato il Torino secondo me e quest'anno può dire veramente la sua e può dare fastidio a tutti sicuramente, però il Lecce è venuto a Torino a giocarsi la partita, è stata pericolosissima sia sul primo tempo che anche il secondo tempo, che ripeto, se non era per Sirigu il risultato poteva essere anche più ampio al momento. Sì. È vero, è vero. Cioè, io non la sto guardando, però mi fido. Ho visto anche un po' le statistiche ora. È vero quello che stai dicendo. Il Torino ha creato di più, però il Lecce penso starà giocando con personalità per avere il risultato in mano. Se no non avrebbe un risultato in mano. Cioè, sembrerebbe che le sue occasioni, anche se non tantissime, avute, le ha concretizzate, perché sennò appunto non starebbe vincendo per 2-1. In chat dicono no, infatti io non ho mai visto giocare il Lecce contro la SPAL. Anche io, a dire la verità, Lecce SPAL l'ha mai vista come partita, Giampi? No, non mi ricordo. Anche io, sì, perché mi sembra forse, cioè almeno nella vita in cui sono io, perché io sono dell'87, del primo scudetto del Napoli, proprio nell'87. Ah, Il primo scudetto del Napoli. Non so, te penso l'hai vissuto quegli anni lì, io no, io ero appena io nato. Non so, vorrei esserci per aver vissuto quegli anni, però spero che possa ricapitare un'emozione così. Io non l'ho vissuta, però riguardando un po' i gol mi fa venire un po' i brividi addosso, dovrebbe essere bello. Cioè, io penso che te hai visto la festa, penso i napoletani impazzivano per lo scudetto al San Paolo. certo. Eh. Devo dire la verità, avendo vissuto quegli anni, era un calcio molto più bello di quello che c'è oggi, molto. Ma te, chi vedevi il giocatore più forte al mondo? Pelé o Maradona, secondo te? Secondo te Pelé? Io, allora, tanti imputano a Pelé il fatto che lui non ha mai giocato in Europa. Maradona ha giocato nei migliori campionati che ci sono al mondo. Pelé Barcellona, Boca. sì, quindi Pelé li imputano questo. Maradona aveva un grandissimo talento. Forse non sogni quanti ne nasce uno come lui, però bisogna dire che Pelé da parte sua comunque Pelé ha dimostrato comunque non solo nei campionati dove ha giocato lui, ma anche in nazionale di essere un giocatore che veramente non lo Fa la so, differenza. ha vinto il mondiale a 19 anni, ma non è che l'ha vinto il Brasile, a 19 anni l'ha vinto lui, è stato lui che ha fatto la differenza e quindi cioè,
neanche Maradona ha fatto così la differenza nell'Argentina quanto l'ha fatta Pelé al Brasile. Quindi io reputo che sono dei campioni, non so chi mettere prima, io ma se ovviamente devo mettere qualcosina dopo Pelé. Io ovviamente da tifoso del Napoli ti dico Maradona, anche perché per me è il dio del calcio, cioè ovviamente nel Napoli, però ti dico la mia sincera verità, io sono più perché comunque magari non ho vissuto Maradona, però io sono più affezionato ai giocatori di ora, sarà perché non ho vissuto appunto Maradona. Il mio, cioè per me il mio idolo, perché comunque io sono nato nell'87, Maradona non l'ho visto giocare, sì, magari nel passato per me è il più forte al mondo, però il mio leader degli anni miei che mi porto nel cuore è Marek Hamsik, capito? Cioè, Beh. perché per me è una bandiera. Poi c'è chi dice no, è un venduto, è un mercenario. Come fai a dire che è un mercenario quando magari che posso dire? Ci sono solo più io? No, non so come mai è andata via l'immagine. Ah, ok. Forse dove devo schiacciare per farla venire fuori? Forse no. Non capisco come mai mi è comparsa l'immagine e non va via. C'è il tuo Un po'. stemma, il tuo simbolo. Sì, 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 mi è rimasto il simbolo, ora non lo so. Faccio fatica, magari aspetto un secondo perché io su sta cosa sono un po'. Mi è venuto fuori il simbolo del Napoli. Attiva camera in basso a destra. Start. Ah, ecco. Avevo messo stop cam, capito? Avevo stoppato la camera. Allora, si stava parlando. Stavamo parlando di Pelé e Maradona, comunque. Sì, io ti ho detto la mia perché. Cioè, io amo Marek Hamsik perché dei miei anni l'ho vissuto, capito? Gaetano Milano, lui è il migliore Hamsik. Ovviamente l'abbiamo vissuto, diciamo questo, anche te penso come me, Gaetano. Ando Gamer, buonasera Fratimo, buonasera Ando Gamer. Comunque Gaetano e Anto, iscrivetevi al canale di Giampi, il mio amico, c'è il link in descrizione, cliccateci su e siete iscritti al canale di Giampi. Vai. Poi dimmi la tua, che dicevi Giampi su Pelé? Stavi parlando di Pelé, no? O di Maradona? No, vabbè, l'avevo già detto di Pelé, comunque. Ok. Comunque è giusto quello che dici tu, comunque di Hamsik, che comunque è dei tuoi tempi, l'hai vissuto di più, te lo sei goduto di più, quindi. Capito, è quello. Io lo amo Hamsik come giocatore. Ora non so tu cosa ne pensi, se è stato un grande giocatore o secondo te sopravvalutato come giocatore? No, è stato un grande giocatore, Perché c'è anche chi dice che è sopravvalutato come giocatore, ma per me è stato un grande, non perché abbia giocato solo al Napoli, perché secondo me è stato un grande giocatore. Poi, certo. Io ho questo modo di vedere, poi può darsi anche per me è stato un grande giocatore, sicuramente. Riguardo, dice in chat Rino Nair, il Brasile che vinceva il mondiale erano pieni di campioni, l'Argentina dell'86 aveva Diego e come pochi altri, il mondiale l'ha vinto Diego, dice Rino Nair. Vabbè. Ognuno la vede di suo parere, sì, poi erano. Sì, no, Poi magari sono altri anni, c'erano gli anni di Pelé e gli anni di Maradona, è quello. Possiamo dire che erano i due migliori campioni al mondo, erano tutte e due alla fine, come ora Messi e Ronaldo, dai. Come ora Messi e Ronaldo. certo. Allora, c'è chi preferisce Ronaldo e chi preferisce Messi, è come chi preferisce Maradona e chi preferisce Pelé. Alla fine erano due campioni, capito? Niente, ora veniamo al più bello, veniamo a Napoli-Sampdoria.
di sabato, bello sì, per te, no? di sabato alle 18. Vabbè, vabbè, però siccome sei della Sampdoria è sempre bello poter parlare della propria squadra, penso, no? Diciamo, Certo, sì, nonostante sì, sì. o si vinca o si perda, è sempre bello, no, parlare, sentire il nome della propria squadra, cioè per me è così, almeno per me. Anche quando perdo, parlare della mia squadra è sempre cioè mi fa il cuore mi si apre, perché il Napoli è il Napoli. Penso anche a te, la Sampdoria è uguale. Cioè, ti riempie il cuore la tua squadra, penso uguale. Sia nel bene che nel male, che vinca e che perda. Io il Napoli lo seguivo anche in Serie C, capito? Per me il Napoli è il Napoli. Vabbè, certo. Allora, parlami della partita, Giampi. Dimmi la Allora, tua tranquillamente. Dimmi la tua tranquillamente. la partita del Napoli vinta per 2-0, vinta meritatamente e ovviamente non ci sono discussioni su questo. Però devo dire che comunque, nonostante comunque la Samp abbia perso questa partita rispetto alle altre partite, comunque mi è sembrata una squadra con più voglia, con più determinazione, resa pericolosa, non quanto il Napoli, quindi il Napoli ha vinto la partita meritatamente, però si è resa pericolosa in qualche occasione, ha fatto qualcosa di buono, soprattutto nel primo tempo, dopo che il Napoli era in vantaggio per 1-0, il Napoli, cioè la Samp ha rischiato più volte di andare sotto di 2-0, Sì. però diciamo che ha messo in crisi anche il Napoli, quindi poteva starci anche il pareggio sul primo tempo. Poi comunque il Napoli il secondo tempo ha giocato comunque, ha continuato a giocare bene, la Sampdoria si è un pochino persa e si è resa meno pericolosa, quindi il Napoli si è portato questa partita a casa. Devo dire un grandissimo Mertens, che tra l'altro ce l'ho al fantacalcio anch'io, ce l'avevo domenica, quindi benissimo. Ho detto almeno Anche metto te ce Mertens l'avevi perché Mertens al fantacalcio. sì, almeno Boh. dico mi segna contro, ma almeno sono contento per il fantacalcio. E meno male che è andato così alla fine. Sì, Il Napoli, il Napoli secondo me ha trovato anche un gran giocatore che è Elmas, che non lo conoscevo, ma cioè nel senso lo conoscevo, ma non proprio così visto in una partita. E devo dire che si è dimostrato comunque un gran bel giocatore. Dovrà confermarsi ancora in altre partite perché possa esserlo di più, però devo dire che mi ha impressionato molto. Devo dire che il Napoli ha fatto anche un acquisto intelligente con Llorente, perché comunque è un giocatore che alla fine lì davanti ha il suo peso, nel senso che comunque Mertens da punta che esterno, il Napoli ha Milik, ma comunque Llorente non è da sottovalutare lì davanti, non è stato un acquisto così da niente come sembra magari, secondo me è entrato e lì il Napoli comunque ha giocato ancora meglio secondo me quando è entrato, quindi da lì quando è entrato no, Llorente, dici te. Sì. secondo me quando è entrato Llorente si è resa ancora più pericolosa e hanno giocato meglio anche gli esterni perché lui creava gli spazi secondo me, quindi Sì, sì. boh, partita meritata del Napoli, il Napoli si conferma comunque una grande squadra e la nostra Samp, la mia Samp invece speriamo che domenica, che io ritengo possa essere una delle ultime chiamate, perché a questo punto alla quarta giornata non puoi stare ancora a 0 punti, Sì, speriamo di sì. far punti contro Io questo Torino che sarà arrabbiato perché sta perdendo 2-1, ormai la partita è quasi finita. Quindi... Io ti devo dire la mia, Giambi, mi dispiace perché soprattutto mi dispiace per gli amici, un amico come te perché ormai per me sei un amico, te lo dico proprio avanti a tutti Grazie, in grazie. chat e mi dispiace cioè, vedere che la tua squadra cioè, sia lì perché comunque so cosa senti, so cosa provi vedere la Sampdoria in classifica a quelle posizioni, perché anche il mio Napoli quando non riusciva a raggiungere magari inizialmente le zone europee, l'Europa, cioè quando era i primi anni di Mazzari, no? Che pareggiava di fila, non mi ricordo, con Donadoni, ti ricordi gli anni di Donadoni che faceva tipo 10 pareggi di fila?
rosicavo di brutto, stavo male di brutto e capisco te certo. come stai con la Sampdoria che sta perdendo tutte le partite da qui, dall'inizio ad ora, capito? Che riesco a capire, no, cosa provi e cosa senti. Spero che la Sampdoria, lo spero per te amico mio, che la Sampdoria risalga in classifica e merita la salvezza, perché una squadra come la Sampdoria non può stare in bassa classifica, non esiste, non esiste. Parlando della partita in proprio, allora dico la mia, il Napoli sì, diciamo nel complesso ha meritato la vittoria, però c'è da dire che la Sampdoria rispetto alle ultime due prestazioni qualcosa ha fatto vedere di buono contro il Napoli, l'ha fatto, secondo me qualcosa si è visto di buono contro il Napoli. Il primo tempo grande Sampdoria, Meret fa due grandi interventi, fa due grandi parate, perché se no la Sampdoria poteva andare in vantaggio e chissà se andava in vantaggio, non sai come andava la partita. Magari il Napoli sì, con il potenziale che c'ha la recuperava la partita, però poteva anche finire in pareggio, non si sa mai nel calcio. Però il Napoli sì, sulla carta è superiore anche come gioco, dovrebbe recuperarla la partita. Però a me mi è piaciuta tantissimo la Sampdoria nel primo tempo e secondo me il Napoli mi sembra il primo gol l'ha fatto nel primo tempo, se non vado errato, no? Sì. Sì, secondo me il primo tempo, per le occasioni avute dalla parte della Sampdoria e del Napoli, secondo me era giusto il pareggio. Primo tempo giusto il pareggio. La Sampdoria se l'è giocata con il Napoli, il primo tempo, era giusto così. Il secondo tempo magari il Napoli ha fatto di più, il Napoli è entrato con un altro tipo di... cioè è entrato con la voglia di vincerla nel secondo tempo, mentre la Sampdoria l'ho vista un po', secondo me, dopo aver perché io la penso così, perché la Sampdoria dopo aver visto passarsi via quelle occasioni sprecate e dopo aver fatto quello il Napoli si sono un po' demoralizzati, secondo me, i giocatori della Sampdoria. Poi hanno preso pure il secondo gol e allora da lì proprio definitivamente la Sampdoria è scomparsa dal campo. Io così l'ho vista come partita. Comunque c'è da dire che la Sampdoria deve ripartire, secondo me, dal primo tempo. Deve ripartire dalla prestazione del primo tempo se vuole fare bene in campionato. Cosa ne pensi, Giampi? Quello che ho detto... Analisi giusta, è giusto tutto quello che hai detto, lo condivido, quindi speriamo. Comunque Meret, grandi parate, perché quelle non erano per niente facili. Ora non mi ricordo su chi ha parato quella lì da terra con la mano. Chi era? Ferrari. Perché c'era anche un difensore a tirare. C'era anche perché Ferrari è un difensore. Magari se c'era Quagliarella, non so quando. Comunque è quell'altro tu per tu, l'attaccante con Meret. Rigoni, quella è la relazione di Quagliarella che lancia in lungo e Rigoni... Sì, che azione di Quagliarella quella lì. Ma Quagliarella, cioè, al non look proprio, senza guardare, che spettacolare. Quagliarella è spettacolare. Io lo spero per la Samp e lo spero anche per Quagliarella, che questa Sampdoria deve salire in classifica, non si può vedere laggiù. Però contro il Napoli, scusami se te lo dico, Giampi, doveva vincere il mio Napoli, è normale, penso, no? Come se te... Ciao Federico Celano, ci saluta Federico. Federico, iscriviti al canale di Giampi. In descrizione c'è il link, iscriviti. Ok, sì, ma non so perché le squadre cacciano la scena solo. Che dice? Sì, ma non... Gaetano Milano, sì, ma non so perché le squadre cacciano la scena solo contro il Napoli. Quello è pure vero, tante squadre si svegliano proprio contro il Napoli, non lo so, forse perché vedono l'azzurro, può darsi anche con la Sampdoria uguale, non lo so, con la maglia azzurra le squadre gli dà l'occhio. Infatti può darsi anche per quello la Sampdoria ha perso 2 partite. non lo so. Gaetano Milano, ma non è che non perdevano a sbaglio Koulibaly, ma non ha fatto niente perché sbagliando si impara. Koulibaly, perdevamo, ha sbagliato Koulibaly. No, vabbè, Koulibaly ha fatto qualche altro errore pure con la Sampdoria. Io ho visto Koulibaly, ma secondo me perché Koulibaly risente un po' dell'affaticamento della Coppa d'Africa, un po' stanco dalla Coppa d'Africa. Poi il Napoli lo utilizza in tutte le partite, non riposa mai, povero Koulibaly, dovrebbe riposare secondo me.
è normale che poi ne risente, no? Ed è normale. Certo. Gaetano, è vero, però io intendevo dire che non uno come Llorente poteva riuscire a tenere palla un po' in più. Sì, comunque Llorente ha fatto una grande azione e ha scaricato su Mertens, grande gol, anche se dobbiamo dire c'è stata la deviazione del difensore della Samp, perché non so se il pallone sarebbe entrato dentro, non so senza deviazione, perché era un po' svirgolato il pallone, ora non so di preciso. Poi può darsi andava dentro, no, il fatto sta che il Napoli ha vinto, io ovviamente sono contento, Giambi è ovvio che ha mareggiato, ma comunque diciamolo, col Napoli ci può stare di perdere al San Paolo, comunque Giambi, non è che hai perso È ovvio. contro, come ti posso dire, contro il Lecce, con tutto rispetto per gli amici di Lecce. La Sampdoria, le partite che deve vincere sono proprio quelle con il Lecce, con il Torino, con le squadre più o meno vicine a essa, diciamo il Torino, Bologna, queste squadre qui, il Cagliari. La Sampdoria deve vincere quelle partite lì, non con il Verona, con il Lecce, con la Spal, non con il Napoli al San Paolo. Cioè, è ovvio che poi ci prova a portare almeno via un pareggino al San Paolo, è ovvio. Però sappiamo che è dura, cioè fare poi può succedere sempre perché non è detto. La Sampdoria mi sembra o l'anno scorso o 2 anni fa ha pareggiato al San Paolo, ora non so quando è, se era l'anno scorso o 2 anni fa, Sì, 2 o 3 anni fa, me la 3 anni ricordo fa, bene quella partita. sì, 2-2 mi sembra. C'era ancora ed era la Samp. Sì, sì. Capito? Per la Sampdoria alla fine venire al San Paolo e prendere un punto è oro. Cioè, è come il Napoli in questo momento per lo scudetto prendeva un punto a Torino, era oro, un punto in casa della Juve. Capito? Così la metto io. Niente. Secondo me il Napoli, sono contento, ha fatto una grande prestazione nel secondo tempo, perché il primo tempo non mi è piaciuta tanto il Napoli. Il Napoli deve ripartire dal secondo tempo, la Sampdoria deve ripartire dal primo tempo. Diciamo che nel complesso il Napoli ha meritato, la Spal, no, la Spal. La Sampdoria c'ha da rivedere qualcosa in difesa, perché comunque in difesa sta subendo un po' di gol. 3 dalla Lazio, 2 dal Napoli e poi quell'altro quando aveva perso, scusa? 4 dal Sassuolo. Hai capito? C'ha da rivedere la difesa, non un pochino, ma tanto, perché è andata meglio con il Napoli, eh. Cioè, l'atteggiamento difensivo contro il Napoli è stato migliore, eh. Sì. Può darsi che magari faccia meglio, può darsi, lo spero per te, amico, che faccia meglio perché. E niente. Vediamo. Niente. Abbiamo detto Vediamo, tutto. vediamo domenica contro il Toro, questa partita difficile. Il Torino che ha fatto? Ha perso? Ha perso 2-1 poi. Diciamo, vabbè, qua che dicono, a me non frega della categoria, a me basta tifare la SPAL, presesi il pollo. Ma guarda, la SPAL non è male come squadra, no, Giampi, No. per la salvezza. Tipo. È una bella squadra, a me piace, è una squadra che anche in Che, altre per- partite ha fatto vedere di giocarsela. che percentuale gli dai di salvezza più o meno? È presto, però guardando la rosa, che percentuale gli dai? Io ho un buon 60%, anche 70%. Secondo me la Spal si salva. Mm. Io attualmente vedo Lecce, il Lecce lo vedo secondo me, mi dispiace dirlo, per i tifosi di Lecce, poi perché io cioè, mi piace, cioè, simpatizzo per il Lecce, cioè non sono tifoso del Lecce, tifo solo Napoli, però simpatizzo, ovviamente dispiace vedere il Lecce lì, però io Lecce lo metto giù, secondo me Lecce-Verona. Il Brescia la vedo bene, Lecce, Verona e Spal. Io ci metto la Spal, ma se la può anche lottare però. Spal è attualmente anche la Sampdoria, attualmente. Poi Sì, sì, bisogna è vedere. vero. Te invece Giambi cosa mi dici? Delle tue tre più Io minuti. Allora, le 3 neopromosse, forse quella migliore, sì, è vero, sembra il Brescia, però bisogna vedere. Poi
L'Udinese non so ancora, non so Ah, ancora. anche l'Udinese è bravo, perché anche l'Udinese non è che sembra così tanto meglio di voi, capito? Anche No, quello. Infatti, no. anche l'Udinese, me ne ero proprio dimenticato dell'Udinese. Io spero che siano tante squadre che, che vadano male nel campionato alla fine, così almeno magari noi riusciamo a salvarci. Ed Egoisticamente. sì, ma ti capisco, ma è giusto così. Eh, Riguardo le partite di Champions, parliamo ormai un po' delle partite di Champions e poi la chiudiamo perché magari Ok. anche te vorresti andare a letto, non lo so. Cioè, Beh sì, sono comunque, quasi le 11. sì, comunque mi ha fatto piacere conoscerti, anche se già ti seguivo perché sei un grande, mi piace come esprimi il tuo parere nel tuo canale, come parli di calcio, sei un appassionato di calcio, non solo della Sampdoria, appunto, per questo vi dico andate a seguire il mio amico Giampi, perché lui parla di tutte le squadre di calcio, ovviamente come me, principalmente della Sampdoria e io del Napoli, ognuno della propria squadra, ma parla in generale di tutte le squadre, parla del calciomercato, parla dei migliori giocatori, i top player, il capocannoniere, fantacalcio, parla un po' di tutto. Per questo siamo simili come canale, anche io faccio su tutto, parlo su tutte le squadre, faccio i video su tutte le squadre cioè che riesco a vedere ovviamente, la partita che riesco a vedere ci faccio il video, dove non la vedo è normale, che non so com'è andata, non mi piace fare il video, mettermi lì, fare il video così. Lui è uguale, fa un po' di tutto, per questo vi consiglio di andare a seguirlo, che vi divertirete sicuro, e poi è simpatico, si vede, è proprio simpatico. Per Grazie, questo. grazie. Allora, Christian Napulello, lo sai che assomiglia al marito di Lilli? Salutami Lilli, non so chi è, però salutamela. Allora, Rino, anche tutti gli opiniotisti qui in trasmissione concordano sul rosso. Sul rosso di chi? Perché sono Di andato un che po' giù. cosa? Ah, sono andato un po' giù, c'erano un po' di gente. Allora, se andiamo... Ciao Scorpione 1981, buonasera. Se andiamo a vedere i fari di Pjanic. Ah, stanno parlando un po' della Juve, penso. Ah, ok. Gaetano Milano. Forse ci vediamo dopo, vado a fare la doccia. Ciao amico, a dopo, se ci siamo sempre, perché... Buonanotte intanto. Rino Onaire, che dici Scorpione? È un intervento esagerato, ma il VAR... ho perso al Fanta. Ciao Gabriele Albino, iscriviti al canale del mio amico Giampi e buonasera, buonasera. Dici qualcosa sulle partite della giornata di Napoli-Samp, cosa ne pensi? Un po' tutto in generale, vai. Scorpione 1981, che squadra tiene Rino? Napoli, ovviamente Napoli. Scorpione 1981, fidati, ci sono falli peggiori, guardiamo alle altre squadre. Ma di cosa vi riferite? Di Pjanic stavano parlando? Non ho capito. La Juve con chi ha giocato? Con la Fiorentina, La Fiorentina-Juventus. Fiorentina. Ma riguardo il fallo forse di... Ora ci arriviamo, vabbè. King, ma voi vi salvate della SPAL? Io questo intervento non l'ho visto, è allucinante. Leggo un po' veloce, scusa Giampi perché sono un po' Sì. indietro. Giampi, tanto non lottate per la salvezza voi. Ah, dice Freses il pollo che secondo lui vi salvate tranquillamente. Speriamo che hai ragione. Dovrebbe essere così perché la Sampdoria è una squadra che dovrebbe avere quelle caratteristiche lì. Attualmente non lo sta dimostrando, però c'è tempo, siamo all'inizio, infatti siamo all'inizio. Rino Nair, anche tutti vabbè, questo l'ho letto. Matrix, Jumpy e pure Napoliel. Grande Matrix, un abbraccione e un bacione. Scorpione, mettila sempre la maglia azzurra, te la voglio vedere, quella del Napoli, eh? Scorpione 1981, l'importante è che Di Francesco duri fino a San Inter, poi può essere esonerato. Eh, Io spero di no perché la Sampdoria... Scorpione, mi dispiace per te, ma spero di no, perché comunque l'Inter è una rivale del mio Napoli, ovviamente se c'è Sampdoria, Inter, voglio che vince la Samp, ma è normale penso, poi...
Ovvio. King, a me piace tantissimo il suo canale, ma anche quello di Napoliello è bello. Grazie mille, King, simpaticissimo. Sì, infatti siamo tutti e due pazzi, siamo tutti e due pazzi. Rino Nair, guarda su, Inter, Francesco, il fallo di Barella parlavano. Ah, C'era l'espulsione, anche secondo me c'era l'espulsione. O no? Che dici Gian? C'era. anche secondo me c'era. Christian mi parla di mangiare. Io mangio insalata piccante, a te piace la pulire? A me piccante mi piace tantissimo, però poi mi brucia, avete capito? È meglio non mangiare tanto piccante perché sennò fa male, fa male, fa male. Poi ci C'è la vuole, marmita, brutta. sì, poi ci vogliono 10 rotoli di carta. Allora, sto andando indietro, Rino. Scrivetemi sotto perché ho letto tutto sopra. Se c'è qualche altra cosa da dirmi sull'Inter, sulla Juve, di cosa stavate parlando, scrivete nei commenti che così ve lo diciamo insieme. Comunque, attualmente parliamo delle partite di Champions, veloce, perché poi chiudiamo qui. Chiudiamo qui. Allora, martedì, ma martedì c'è la Champions, no? O no? Questo martedì qua. Domani c'è già l'Inter. Ecco, sì. Domani c'è, allora, alle 18, alle 19, scusate, alle 19 c'è Inter Slavia Praga. Cosa fa l'Inter? L'Inter credo che possa vincere, non è un avversario, almeno sulla carta, poi bisogna vedere, non è un avversario così temibile, e l'Inter in questo momento sta dimostrando di essere comunque una grande squadra. Sì. Penso che Anche possa se in vincere. certe diciamo che anche se in certe partite non ha avuto un grande gioco, ma comunque anche non avendo un grande gioco riesce a portare il risultato a casa, e questa è una cosa secondo me molto molto importante, perché la Juve faceva così, anche non esprimendo un grandissimo gioco riesce a vincere uguale. Sì, secondo me domani l'Inter vince. Anche secondo me è una vittoria dell'Inter. Non voglio esagerare per dire over che fa tanti gol, ma vince, ti posso dire che Sì, vince. anche secondo me. Invece alle 21 Napoli-Liverpool. C'è Liverpool-Napoli o Napoli-Liverpool? Aspetta, mi sembra Liverpool-Napoli. A Napoli. A Napoli, Napoli. Napoli, Liverpool. Ah, Napoli-Liverpool. Come la vedi Napoli-Liverpool? Io è come la... Allora, il Napoli è una grande squadra che può dare fastidio a chiunque, però stiamo parlando del Liverpool. Il Liverpool è una squadra che gioca bene, anzi benissimo a calcio. Ha un allenatore che ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, ma il Liverpool ha dei grandi giocatori. Sì. Sono i campioni in carica e anche quest'anno, a differenza dell'anno scorso, anche in campionato stanno dominando. Quindi onestamente partita durissima quella del Napoli. Mi dispiace per i miei amici di Napoli, ma io metto il pronostico a favore del Liverpool. Ci metti, nonostante gioca in casa, dici che vince il Liverpool. Sì, secondo me sì. Allora, io ti dico la mia, perché secondo me il Liverpool è una grandissima squadra, perché è poi, ricordiamo l'anno scorso, è la detentrice del trofeo, è la campione in carica, no? È il campione in carica della UEFA Champions League, e secondo me parte favorita nonostante giochiamo al San Paolo, che al San Paolo sappiamo tutti, in Champions League abbiamo dato sempre grandissime impressioni, no? Abbiamo sempre fatto sudare alla squadra avversaria di venire a vincere al San Paolo, anche al Real Madrid quando si partì noi in vantaggio e poi Real Madrid riuscì a vincere la partita. Secondo me è una partita molto equilibrata al San Paolo, anche perché il Liverpool sì è fortissima, ma in campo europeo attualmente vedo superiore il Barcellona al Liverpool.
cioè, secondo me Barcellona e Real Madrid li vedo superiore, ma anche diciamo la Juventus. Io vedo anche la Juve più superiore al Liverpool in Europa, secondo me, attualmente. Poi mi posso sbagliare. Io penso che Napoli-Liverpool è una partita da pareggio. Pareggio o 1x io ci gioco. Secondo me non perdiamo perché secondo me a Napoli abbiamo la giusta motivazione per, come posso dire, per prendere un risultato positivo, no? Secondo me prenderemo un risultato positivo. Non perdiamo, ma sarà difficile vincerla. Vedo più un pareggio, diciamo un pareggio, però poi siccome sono tifoso del Napoli, voglio andare non sull'X fisso, ma gioco 1x al Napoli. Capito? Questo è il mio pensiero. Cioè, se vogliamo. Poi è ovvio, Giambi dice Liverpool perché ovviamente Liverpool lo dobbiamo dire la parte favorita perché la campione in carica, la campionessa in carica della Champions, è normale. Il Napoli che l'anno scorso sì, con tutto bene che abbiamo fatto non siamo riusciti nemmeno a passare i gironi. Il Liverpool ha vinto la Champions League, è ovvio che il Liverpool è da prima fascia, noi siamo da seconda fascia, cioè è normale partire qui. Poi è tutto da vedere. Niente, le partite di domani sono queste, di mercoledì e poi si chiude la Champions. Allora, mercoledì abbiamo l'Atalanta e la Juventus. Allora, Dinamo Zagabria, Atalanta. Aspetta, prima passiamo alla chat che stanno perché sennò qui. Allora, Sì. domani Scorpione vince. Chi vince? Occhio che è tosto. Domani Napoli. Vince il Freses dice vince il Napoli 2-1 al San Paolo. Può essere. Sì, ci può stare pure, secondo me. Napoliello, fai live domani? Sì, faccio la live con mia moglie domani, Giampi, se vuoi venire sei il benvenuto, se vuoi, capito? Se non hai da fare, ovviamente uno ha prima le sue proprie cose, interesse, capito? Se puoi venire, a me mi fa piacere, sei il benvenuto sempre, sempre. Cioè, Allora, Liverpool campione in carica, sì. Cioè, è ovvio, ognuno ha il suo parere. Giambi ha detto Liverpool, io dico 1x Napoli. Poi è ovvio, cioè, può succedere di tutto, è una partita da tripla questa, Cioè, Fresis il pollo infatti, poi noi la solita fortuna. Va bene, Rino, diciamo che non ci è andata male questo girone, gli altri gironi sempre male. Questo, a parte il Liverpool che è fortissima, poi abbiamo il Genk, chi è quell'altro? Non mi viene a mente il nome. Non mi viene in mente neanche a me. Comunque, dai, diciamo. Sì, abbiamo il Napoli. lo Salisburgo. E vabbè, Salisburgo e Genk sono alla portata. Il Napoli dovrebbe essere superiore a quelle due. A regola dovremmo passare insieme al Liverpool. A regola, no, per questo non possiamo dire che ci è andata malissima questo girone. Gli altri sì, siamo stati sempre sfortunati, ma a questo giro no, secondo me. Però quest'anno ci è andato un po' meglio, infatti. Comunque Klopp mi sta simpatico, anche a me Klopp mi piace tantissimo anche come allenatore, secondo me è uno dei più forti al mondo Klopp. Anche secondo me. Rino perché aveva i punti ranking da stare in terza fascia? Chi è? Il Napoli forse? Non lo so. Klopp si parla poco, ma è un grande allenatore, sì, condivido anch'io. Poi due anni fa il Liverpool è arrivato quarta in campionato. Vabbè, ma te non guardare 2 anni fa, te devi guardare il Liverpool attuale, perché il Napoli affronta il Liverpool attuale, non quello di 2 anni fa. Oh no, è quello. Rino Nair, Christian, ma l'anno prima era finalista di Champions. Quello è anche vero. Liverpool ha fatto prima di vincere la Champions ha fatto la finale con Real Madrid buttando fuori la Roma. Io sono disponibile. Grande Scorpione 1981, se vuoi vieni a trovarci domani in live, tutti quanti, ve lo dico, chi vuole, domani c'è la live Napoli-Liverpool, veniteci a seguire, ci divertiamo insieme, si segue la partita, ci facciamo pure 2 risate perché io sono così. Io sono Rino Nair, ma non mi pare una cosa normale.
Rino, si vede che non bastavano i 3 punti ranking, erano da terza fascia. Il Liverpool dice Cristian. Ma il Liverpool secondo me è da prima fascia. È forte il Liverpool. Come fai a metterlo in terza fascia, dai? O no, Giampi? Ha vinto la Champions. Il Liverpool in questo momento è la macchina perfetta, cioè funziona benissimo. È che c'hanno il gioco di squadra, cioè se li fai giocare è un casino. Devi pressarli perché se giocano è un casino. Sì. Infatti, non per questo, Giambi, il Napoli, se ci hai fatto caso, ha fatto riposare Allan. Ci hai fatto caso con la Sampdoria? Sì. Proprio perché sa Ancelotti che bisogna pressare ai giocatori del Liverpool, perché sennò, se non li pressi ti fanno male, ti vanno in porta. Cioè, è quello. Cioè, sono forti. Cioè, fanno 1-2, sono veloci, perché sappiamo nel calcio in Premier League giocano veloci rispetto al campionato italiano, sono più veloci le squadre, è molto più difficile. Cristian, in base ai punti Scorpione 91, la Juve non è all'altezza di Barcellona, Real e Liverpool, non ha il centrocampo a differenza delle altre. Te cosa ne pensi, Giambi, di questo? Che la Juve non è all'altezza di Barcellona, Real e Liverpool? Ma non lo so, ti direi forse devo ancora vedere bene la Juve di Sarri, ancora non so decifrarlo onestamente. Non so ancora dirlo onestamente. Vabbè, il Real non è più il Real che ci ricordiamo, Sì. occhio, perché il Real non è più quel Real. Le altre sì, Barcellona e Liverpool sono fortissime. Sì. Sicuramente sono superiori alla Juve, secondo me. Io metto anche la Juve fra Liverpool, Barcellona e Real. Ci metto anche la Juve, perché comunque la Juve, con tutto che la odio, sono anti-juventino, però sullo sport e sull'amicizia, perché ho tanti amici Gobbi, tanti amici juventini, devo dire anche che la Juventus è forte e secondo me ha dimostrato negli ultimi anni, ha fatto due Champions o 3 di fila, 3 o 2, non mi ricordo, col Barcellona e con chi era? Barcellona e ora non mi ricordo, perché comunque sì, la Juve l'ho vista con Real forse, con le 2 spagnole Con Real. insomma sì, ha dimostrato di essere sempre lì, a parte l'anno scorso che è uscita un po' prima con l'Ajax e si è fatta male. No? Proprio con l'Ajax. Ha sentito dolore. Ecco, comunque sì, la metto fra quelle 3. La metto fra quelle 3 perché negli ultimi anni l'ha dimostrato di essere tra le prime della classe, secondo me. Giusto per questo. Poi, come dice Giambi, bisogna vederla, perché ha cambiato allenatore. Cioè... La Juve forse ha l'organico più... a livello di organico è tanta roba la Juve, poi bisogna vedere l'organico insieme. Come squadra, ma infatti dice come squadra non è a livello delle più forti, come gioco sì, come gioco anche secondo me, anzi come gioco ti dico che il Napoli gioca meglio della Juve, come gioco, poi a livello di singolo è normale, la Juventus ha giocatori più spessori del Napoli. Però io ho un sentore, però poi non so, poi magari mi sbaglio e verrò smentito, però Allegri, secondo me, vabbè, era da più anni alla Juve, ma se c'era Allegri nella partita in Fiorentina-Juve, Allegri quella partita se la portava a casa. Sì, quello sì. Allora, Christian 04, Napoli e là, pianto distrutto qualcosa per una sconfitta del Napoli. Allora, ti dico, quando si è perso in Coppa Italia con il Milan, con la doppietta di Piotek, non so se ce l'hai presente, Giampi, l'anno scorso. Sì, me la ricordo. Stavo spaccando il piatto con un cazzotto dentro. quello, poi basta, perché stavo mangiando la pizza, boom, perché mi ero un po' nervosito sul gol di ci sta un po' di... perché non si può subire gol così, l'hanno fatto girare da solo e ci ha fatto gol. A Real Madrid 1-4 a senso con il Real, sì, perse 4-1 con il Real e mi sembra anche 3-1 con il Barcellona, quell'altro. Christian, io ho rotto il computer.
Boh, quello della spalla dice che ha rotto un computer per la reazione. Mm. Vabbè, voi è ovvio che soffrite ancora più di noi perché voi ne perdete di più di partite, ci sta. Cioè, se della spalla è normale. Con tutto che ti voglio, cioè, ti voglio bene se la spalla mi è simpatica, ma è normale. Secondo me il Lille può essere la sorpresa di questa Champions. Il Lille, insomma, cioè meglio l'Ajax che il Lille. Meglio l'Ajax che il Lille. 1000 euro di Sì. computer. 1000 euro di computer, dice. A Roma. Mamma. Pensa. Allora, parliamo delle due partite, dai. Dinamo Zagabria, Atalanta. Come la vedi, Giampi? Ma l'Atalanta me la vedo bene. Secondo me può fare risultato e farà il risultato. Secondo me l'Atalanta è una squadra temibile con chiunque. Quindi secondo me farà bene. Anche secondo me l'Atalanta riesce a vincere. Anche secondo me l'Atalanta la riesce a portare a casa questa partita. Anche io la vedo così. Secondo me perché la Dinamo Zagabria non è quella chissà che squadra, con tutto il rispetto per la Dinamo Zagabria, ma non è una squadra a livelli dell'Atalanta, cioè sia No. singolarmente ma anche complesso di squadre, cioè come gioco. Vince, anche secondo me la porta a casa l'Atalanta, la vince. Sono d'accordo con Sì. te. In chat cosa ne pensate di Dinamo Zagabria-Atalanta? Chi vince questa partita secondo voi? O se la pareggiano, perché possono anche pareggiare, cioè non vincono, c'è anche il pareggio. Cioè. Sono andate a letto già. Sono già andate a letto. Freses ha detto 1000 euro di computer, si è perso Freses, ha detto 1000 euro di computer, mi sono costati troppo. Scorpione dice la Dinamo. Scorpione dice che vince la Dinamo. Christian dice l'Atalanta vince 2-0. Ci può stare. Rino Nair dice pareggio va bene per l'Atalanta. Pareggio. Secondo me vince, come dice Giambi, anche secondo Giambi vince. Con noi è d'accordo Freses il Pollo che dice che vince e Christian 04 che dice che vince l'Atalanta. Poi Scorpione dà a favore la Dinamo e Rino il pareggio. Vabbè. Eh, su questa percentuale abbiamo vinto sulla vittoria dell'Atalanta, diciamo. Sì. Ora c'è la Juventus. La Juventus gioca anche essa fuori casa, mi sembra. Sì, a Madrid. Atletico Madrid-Juventus. Mamma mia, questo è duro. Partita tosta, difficile. Non è, anche se la Juve ha un organico che sappiamo tutti, non è così scontata. C'è No. stato nel precampionato la partita con l'Atletico e l'Atletico è una squadra tosta, Sì, difficile. sì, a me piace tanto l'attacco dell'Atletico. Joao Felix è un bel giocatore, forte. Joao Felix è fortissimo, è un fenomeno, proprio nel precampionato ha segnato la Juve, però oltre ad essere una squadra spagnola che comunque fa un bel gioco davanti, a differenza di molte spagnole sono fortissimi in difesa, quindi sarà difficilissimo per la Juve. Io non vedo una vittoria della Juve, mettiamola Anche così, secondo, 1-0. anche secondo me, un 1x a favore dell'Atletico Madrid, anche secondo Sì, me. Mi sento una vittoria a favore e un pareggio, perché l'Atletico, come dici te, ha una difesa molto attenta. Poi secondo me la Juventus alla fine, io la voglio anche gufare, perché cioè, voglio che tutte le italiane vanno avanti, tutte, chi c'è, però la Juventus mi dispiace, non posso vederla andare avanti, non ce la faccio, anche se certo. cioè, poi anche se ho tantissimi amici juventini, mi dispiace proprio per loro se va fuori, però c'è la società, la squadra proprio, non posso vedere. Poi juventini ce ne sono sia amici che nemici, capito? Sicché Infatti. però ti dico che la Juventus può perderla questa, mi sento che perde o pareggia, però ti dico che la Juventus secondo me può arrivare anche in finale di Champions League, Sì, secondo me, poi sì. posso sbagliare. No, Eh, certo. Christian dice Napoli-Liverpool 2-0 per il Napoli,
Atletico Madrid Juventus 4-1, no, è esagerato, secondo me 4-1 ora è troppo, cioè così no, così, Per carità, tutto può essere, però 4 gol che prende la Juve, cioè io mi vergognerei 4 gol, vabbè ci può anche stare, però è difficile, cioè, sì, 4-1. per carità, per carità. Cioè lo metto l'1% il 4-1, cioè ti dico la verità. Sì. È una partita da under. Sì, secondo me sì, bravo, è una partita da under, perché sono cioè la Juventus e l'Atletico hanno due difese forti, partono proprio da lì che hanno due grandi difese, capito? E quella è stata sempre la cosa forte dell'Atletico, ma anche la cosa forte della Juve in Serie A, la difesa. Certo. Condivido che secondo me pure è una partita da under quella. Intanto mi saluta Candy, ciao carissima, come stai? Iscriviti al canale Candy, iscriviti al canale di Jumpy che trovi in descrizione il link, cliccaci e ti iscrivi dal mio amico della Samp, Rino Nair, Christian, amen devo rifarmi i soldi con la schedina per il PC. Te l'abbiamo detto i risultati. Ora vi ripetiamo subito. Prima leggo i commenti e poi vi ripetiamo i risultati secondo me e secondo lui, e poi magari vi potete giocare una schedina in base a queste qui. Noi non siamo dei maghi, vi diamo dei pronostici come la pensiamo. Anche se ho indovinato la schedina. Come ha finito Torino-Lecce, scusa? 2-1 per il Lecce. Ho preso pure Torino-Lecce, under 3,5. Mamma mia, 10 su 10. Pazzesco, mamma mia. Allora, Cristian, comunque, se chi non ha visto i pronostici, andateli a vedere e vedete i pronostici che ho dato. Poi domani vi pubblicherò anche la schedina che ho vinto, ve la pubblicherò nel video. Allora, manca Diego Godin. Rino, ciao tesoro, manca Diego Godin. Va bene, Godin, se manca Godin all'Inter contro lo Slavia Praga, non è che ti manca contro l'Atletico Madrid. Giochi con lo Slavia Praga. Poi c'hai De Vrij e c'hai Skriniar. Puoi giocare anche con il 4 in difesa al posto di giocare con 3 in difesa. Ti copri con Godin, no, Godin non c'è detto, c'è Skriniar, De Vrij e poi metti 2 terzini. Giochi con la difesa a 4. C'è D'Ambrosio, il sostituto di Godin è D'Ambrosio. Sì, ma D'Ambrosio è un terzino, gioca terzino D'Ambrosio. Infatti a posto di giocare, secondo me a posto di giocare con la difesa a 3 come gioca l'Inter, Skriniar, De Vrij e Godin, giocano con De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio e poi quell'altro terzino chi è dell'Inter? Biraghi, chi c'è? Biraghi oppure un altro? Ora mi ricordo. Asamoah. Sì. Candy, Cristian, bravo, anch'io tifo Cagliari, sono sarda. Il Cagliari ha fatto una grande vittoria, si rimonta. Napoliella, mago della schedina. Grazie mille, Orino, grazie mille. Comunque andate a vedere i pronostici e vedete che ho avuto ragione. Non mi sto inventando niente. Anzi, anche su Facebook, su Instagram ho pubblicato già la mia schedina vincente, con 9 risultati su 9, e stasera anche il Torino. Se andate a vedere i pronostici, anche il Torino è indovinato. Napoli non all'Inter, Freses il pollo alla Juve, mancano un casino di giocatori, finisce 3-1 per l'Atletico. Infatti anche noi abbiamo detto a favore dell'Atletico. Scorpione, l'Atletico non vince perché non può segnare Godin. Sì, vabbè, l'Atletico non vince perché l'Atletico c'ha solo Godin. L'Atletico c'ha appunto l'attaccante che ha preso, ora mi viene a mente il nome, l'ha detto prima, c'ha Joao Felix, ma non c'ha solo Joao Felix, ce l'ha i giocatori di qualità. Non è che c'è, perché è andato via Griezmann o Godin, l'Atletico non è una squadra. Anzi, secondo me prendendo Joao Felix ha preso anche qualche altro acquisto, si è rinforzata di più, secondo me. Cristian, Napoliello, ma Lozano può giocare in Champions, visto che ha già giocato i preliminari di Champions con il PSV Eindhoven? Ma mi sembra di sì. Ora non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di sì. Non sono sicuro al 100%, ma sembra di sì. Scorpione 81. Ciao Candy, anche io sono Sara. Dai io, Castello. Sì, Cristian, perché il PSV è uscito. Il PSV sì, è uscito, è bravo.
perché il PSV è uscito, allora può giocare Lozano con il Napoli. Sì. È stato messo nella rosa della Champions. Scorpione 81 l'anno scorso ci hanno fatto godere all'andata. Eh sì, Candy, Christian, di che zona sei? Comunque ragazzi, ora diciamo i pronostici della Champions, se volete giocarli ovviamente giocateli, se no no, io vi do i miei pronostici come li ho dati in Serie A, ve li dà anche Giampi qui in diretta, vedete voi se volete buttarci qualcosa, io ce li giocherei qualcosina, io se fossi in voi, dato che ho indovinato 9 su 9, però non sono un mago, ma io ce li punterei, ce li punterei. Allora, partiamo da Giambi. Ridimmi i 4 risultati a volo dei pronostici della Champions. Allora, te ne dico io. Napoli-Liverpool. Allora, a malincuore dico vittoria del Liverpool. 2. Poi c'era Inter Slavia Praga. L'Inter vince, quindi 1. Poi c'è Dinamo Zagabria-Atalanta. Secondo me l'Atalanta vince, quindi dico 2. E poi c'è Atletico Madrid-Juventus. E lì una doppia, 1x. Okay. Questi sono i pronostici di grandissimo Giampi della Sampdoria. Mi raccomando, giocateli tutti e buttateci lo stipendio sopra. Scherzo, ragazzi, non lo fate. Non lo fate perché sennò le vostre mogli vi picchiano dopo. Poi mi fanno mangiare sì la pasta in bianco. Allora, io cosa posso dire? Allora, secondo me Napoli-Liverpool ho detto 1x. Ripeto, l'1x a favore del Napoli. Poi Dinamo Zagabria-Atalanta, 2 dell'Atalanta. Appunto Inter Slavia Praga, l'1 dell'Inter. E penso l'unica ad inciampare è la Juventus anche in Champions League. In 1x dell'Atletico Madrid. Nonostante ha inciampato in campionato nell'ultima giornata, per me inciamperà un'altra volta solo la Juventus, cioè o pareggia o perde. Poi Sì. Napoli, Inter e Atalanta vincono, mentre per Rino vince l'Atalanta, vince il Liverpool, vince l'Inter e poi pareggia o vince l'Atletico come me. Niente ragazzi, ecco lo scacco. Ciao scacco, sei venuto un po' in ritardo, sei venuto un po' in ritardo. È caduto il mio amico Giampi, salutiamolo Giampi che ci ha lasciato ragazzi. Comunque chi ha visto Giampi, chi non l'ha visto per come scacco che è appena entrato, iscrivetevi al canale di Giampi, tifoso della Sampdoria, youtuber della Sampdoria, ma parla in generale di tutte le partite di calcio. Vi ho lasciato il link in descrizione, iscrivetevi al canale di Giampi, iscrivetevi tutti al canale di Giampi, Scacco Matto Roma Show, amico mio, anche te vai sul link di Giampi ed iscriviti, come te Candy, per piacere fatemi questa cosa per me, fatelo per me, anche, cioè, ovviamente io come l'ho visto d'impatto, cioè non me ne vogliano altri tifosi della Sampdoria o qualcun altro youtuber della Sampdoria, ma come ho visto Giampi d'impatto sono andato subito da lui e cioè, ho voluto cercare lui per farlo venire in live perché è simpatico, cioè è simpatico, è proprio, come posso dire, a carne, a pelle, no? A pelle. Grazie. Di niente. È per questo mi sono iscritto subito, ho acceso la campanella, ho lasciato il like. Ovviamente ragazzi mi dispiace quando non posso passare sui propri canali dell'altra gente, però state tranquilli che ci passerò. L'iscrizione l'ho lasciata sempre perché io ci tengo prima di tutto quello, iscrizione e pure campanella accesa, però purtroppo io lavoro dalla mattina alla sera, dal lunedì al sabato, cioè attacco alle 10 e smetto alle 7 la sera, cioè è un lavoro un pochino peso nelle celle frigorifere, diciamo. Comunque quando ho tempo passo nei vostri canali perché ci tengo tanto, come compresa quello del mio amico Giampi qui ospite, e magari di qualcuno che ora è in live. Niente ragazzi, questo è tutto da me. Giampi, mi raccomando, iscrivetevi al canale del mio amico, ancora ve lo ripeto perché ci tengo, ve l'ho detto anche te Candy, Scorpione, Rino, tanto lui
anche se poi magari vi può anche ricambiare l'iscrizione, non lo so, quello dipende cioè da Giambi, io non mi voglio buttare. Comunque iscrivetevi al suo canale perché veramente vi divertite, ve lo dico da tifoso del Napoli, cioè io in primis mi diverto a vedere i suoi video, è molto bravo, spiega bene e mi piacciono i suoi video. Niente, questo è tutto, è finita la serata, ci siamo divertiti, Napoli-Sampdoria, con tutti voi dell'Inter, della Roma, del Cagliari, della SPAL, di tutte le squadre, è stato bello avervi tutti insieme. Ringrazio prima di tutto Giampi per essere venuto qui ospite nella mia live, ti ringrazio tantissimo Giampi. Io ringrazio te, ringrazio tantissimo. E ringrazio tutti voi in chat. Ci vediamo domani sera per l'enorme partita fra Napoli-Liverpool, l'evento importante per il nostro Napoli, la UEFA Champions League, che ovviamente è da brividi, Napoli-Liverpool. Vi aspetto lì. Aspetto anche il mio amico Giambi se vuole venire. Certo. Lascio le parole a Giambi per salutare la chat. Dici qualcosa? Un saluto a tutti, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e quindi mi raccomando domani sera state in live con la diretta appunto di Napoli-Liverpool e niente, detto questo una buona notte a tutti. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima, a domani. Buonanotte Giambi, buonanotte a tutti in chat. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti, ciao.